E per domani ce la prepariamo una bella cheesecake a coppa del nonno. Io l'ho fatte mini porzioni. Potete fare anche con la stessa dose una sola cheesecake. Ma l'assaggio con voi. Interno è così. Ma è buonissima. La prepariamo insieme. Andiamo. Andiamo. Per questa cheesecake prendiamo dei biscotti secchi, quelli che avete in casa, va bene, qualsiasi, se ci avete quelli là al cacao meglio, perché ho questo qua, mo ci devo mettere un paio di cucchiaini di cacao, però come tipo di biscotto qualsiasi, non c'è una marca in particolare. Io adesso li frullo, iniziamo a sciogliere anche il burro, io già ce l'ho là, e torno. Ecco qua, una volta che li ho frullati ci aggiungo un cucchiaio di cacao, e poi viene così. Aggiungo il burro, e mescoliamo. Eccolo qua, poi prendiamo uno stampo per i muffin. Io ci ho messo le cartine che dopo le togliamo, quindi qualsiasi colore va bene. Ora ci vuole un po' di pazienza. Ora ne mettiamo un po', ne mettete un po', poi col cucchiaino vi aiutate. Dobbiamo fare così. Eccoli qua, io li metto in frigo. Con questa dose ho fatto questo e faccio due qua dentro. Vediamo questo qua come vengono. Questo qua lo metto in frigo e prepariamo la crema. Per la crema metto mascarpone, ci prepariamo del caffè così lo facciamo anche raffreddare. Ci metto zucchero a velo, così, un po' di vaniglia, così, e faccio lavorare un po'. Aggiungo uno yogurt greco, anche uno yogurt a caffè va bene, io non ce l'avevo, quindi metto un po' di caffè in più, così. Aggiungo la panna fredda da frigo, un po' di panna l'ho lasciata perché devo sciogliere la gelatina. Quel caffè, aggiungo il caffè e prendo la gelatina. Eccoli riempiti, la parte che li ho riempiti ho finito di fare la crema, l'ho persa, quindi finite di fare la crema, li riempiti, ho riempito anche questi qua, io li metto in frigo almeno 2-3 ore, però voi non vi muovete che io torno subito. E dopo un paio d'ore che l'abbiamo tenuta in frigo ci togliamo la cartina. Io mi sono già avvantaggiata. Ci mettiamo un po' di cacao, così, e la mia cheesecake che se ne va a coppa del nonno è pronta. Provate, che sono belle fresche e veloci da fare.